Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E anche oggi torniamo ad occuparci delle condizioni del mare, sporco in molte zone della costa calabrese. Oggi in merito interviene il consigliere regionale Franco Sergio, che scrive al governatore Oliverio: la situazione del mare, dice, è allarmante. È inutile girarci intorno, in alcune aree della Calabria il mare risulta sporco e i cittadini giustamente protestano. Ora la situazione è un po' migliorata rispetto al passato, ma restano fortissime criticità. Ogni giorno riceviamo in redazione decine di mail di cittadini infuriati che lamentano per aver speso soldi e non essere riusciti a godersi un giorno di mare. Nel Basso Tirreno Cosentino si riscontrano le maggiori difficoltà, eppure in questi ultimi anni la Regione ha impegnato notevoli risorse. Sarebbe interessante sapere dove siano finiti questi soldi, se è vero come è vero che non ci sono i risultati sperati. Il consigliere regionale Franco Sergio si fa interprete delle lamentele dei cittadini e rivolge un appello al presidente Oliverio perché intervenga al più presto. La situazione, dice il consigliere, è a dir poco allarmante. Questa è una storia che si ripete ormai da troppo tempo, questo fatto che il mare purtroppo non è lo specchio della nostra realtà calabrese. Se noi vogliamo incrementare il turismo dobbiamo partire da qui, soprattutto quello estivo. Eppure sarebbe interessante capire dove siano finiti tutti i soldi destinati alla depurazione in questi anni. Ma qui ci sono responsabilità anche di alcuni comuni perché non mettono mano da tempo ai depuratori, perché i depuratori alcuni sono insufficienti per capacità, in quanto la popolazione duplica, triplica in alcuni periodi, ma per altri versi c'è anche un problema di manutenzione che non viene fatta. Non crede sia fuori logica occuparsi del problema del mare e della depurazione nel mese di luglio? Purtroppo il problema scoppia quando inizia la stagione estiva. Quando in agosto noi abbiamo il picco più alto di presenze, non possiamo occuparci di pulire il mare. Il mare bisogna pulirlo facendo gli interventi necessari nei tempi dovuti e preventivi. Lei adesso aspetta una risposta da Oliverio. Io ho rivolto un appello al Presidente affinché attivi qualche meccanismo per ridurre i disagi che questo problema porterà all'immagine complessiva della Calabria. Il turismo è una parte importante del PIL della Calabria, noi non ci possiamo rinunciare assolutamente, perché poi i dati ci vedono ancora al 17° posto nella classifica delle regioni e questo vuol dire che non cresciamo di fatto poi.